Lucio Gianni, assessore alle attività produttive, provincia di Venezia. Assessore, oggi è stata presentata questa importante rassegna gastronomica sui funghi, che però lei ha detto non si tratta solamente di serate conviviali, ma di promozione del territorio. Sì, due cose voglio proprio sottolineare: funghi e non solo funghi, agriturismo, non solo agriturismo, perché queste serate non vogliono essere delle semplici 12 cene, ma vogliono essere delle occasioni di promozione del territorio e di promozione di quelle che sono le nostre eccellenze della terra, dei nostri prodotti. Noi abbiamo una provincia stretta e lunga che è ricchissima di prodotti che provengono dagli orti, ma che provengono anche dai terreni interni della nostra provincia, e poi abbiamo il vino nel nord della provincia. Quindi queste sono 12 occasioni, speriamo che siano presenti tutte persone che sono interessati direttamente alla promozione del territorio, quindi amministratori, sindaci, persone che hanno rappresentatività all'interno di associazioni culturali, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, perché devono essere occasioni di imparare quelle che sono le nostre eccellenze e di creare luoghi di accoglienza per poter ospitare quelli che io di solito chiamo ospiti e non turisti. Un'ultima domanda, Assessore Gianni: in questa rassegna, in questi contesti, è possibile mettere veramente in mostra le eccellenze di questo territorio ricco e meraviglioso? Ma guarda, con fatica, non nego, anche con un po' di presunzione, non è stato facile mettere insieme. Abbiamo messo insieme qui delle realtà importanti della nostra provincia, abbiamo messo insieme le Proloc, abbiamo messo insieme la ristorazione che propone gastronomia territoriale, quindi agriturismo, ma anche ristoranti che propongono gastronomia territoriale. Abbiamo messo insieme le associazioni di categoria degli agricoltori, abbiamo messo insieme i 6 gruppi micologici che sono presenti nella nostra provincia, che fanno un lavoro eccezionale di conoscenza di quelli che sono i funghi, di conoscenza di quello che è il rispetto della natura. Abbiamo messo insieme la strada del vino, la strada del radicchio di Treviso e di Castelfranco, l'IGP di radicchio di Chioggia. Abbiamo messo insieme veramente tante realtà presenti nel nostro territorio che devono assolutamente dimostrare l'importanza in questo momento di fare squadra. Tutti devono rendersi conto che non servono più i musicisti, i solisti, i grandi solisti. I grandi solisti non vanno da nessuna parte. Noi abbiamo una grandissima città che è il nostro capoluogo, che è Venezia, che innegabilmente ha un richiamo assolutamente di importanza innegabile, ma attorno a Venezia esiste un territorio che ha tantissime opportunità di aggiungere importanza a quello che è Venezia.